Questa è la nostra scena del crimine. I senatori stanno uccidendo la rete e noi l'abbiamo messa attorno a questa scena del crimine, la rete, il web, tutto quello che ha a che fare col web, perché crediamo che stiano uccidendo la libertà di informazione. In questo momento al Senato i nostri senatori stanno approvando una legge liberticida che vieterà a chi ha dei siti internet di poter proseguire il proprio lavoro di informazione, perché sarà obbligato a rimanere 24 ore al giorno sul web per rispondere a chi volesse una rettifica. Se io pubblico qualcosa su qualsiasi delle persone che sono qui presenti, questa persona mi può obbligare, secondo questa legge, a scrivere una rettifica che deve rimanere per un determinato tempo sul mio sito. Farlo entro 48 ore, se non lo faccio a pagare 25.000 euro di multa, che è più di quanto un qualsiasi piccolo editore dell'online guadagni probabilmente alla fine di un decennio. E come se non bastasse, è una legge che è nata per promuovere o per difendere chi voleva fare informazione libera perché non finisse in galera semplicemente per un'opinione. Adesso stabilisce che invece chiunque può chiedere a chiunque altro di rimuovere radicalmente, di rimandarsi quello che ha detto, di rimuovere qualsiasi contenuto pubblicato sul web sotto pena di vedersi trascinato davanti ad un giudice. Ecco, è assolutamente, come dire, entrare dentro il Senato a caccia di garanzie per la libertà di informazione e uscirne con una norma liberticida. Avremo i grandi editori che possono permettersi di pagare le sanzioni pecuniarie a continuare a fare informazione come l'hanno fatta sin qui, e i piccoli nuovi editori o non editori del web e i giornalisti pagati 2 euro, 3 euro, 4 euro per un pezzo nell'online, costretti a tornare indietro, a rinunciare perché non possono permettersi il rischio evidentemente di pagare una sanzione da 50.000 euro o da 100.000 euro perché una volta forse hanno sbagliato. È evidente che è in corso una vendetta da parte dei politici, non tutti, di una buona parte però dei politici nei confronti della rete. Sappiamo che la rete è uno strumento di controllo, è uno strumento di verifica, è uno strumento di fact-checking, è uno strumento che i politici italiani pochissimi sanno usarla e quasi tutti la temono. E allora hanno colto la palla al balzo del salva Sallusti, che non c'entrava niente, per fare una norma di disincentivazione della rete. Noi non è che vogliamo urlare alla censura, al regime cinese, ma oggettivamente questa norma disincentiva l'uso della rete, la circolazione delle opinioni in rete, la circolazione dal basso sui blog, in generale nelle emissioni di contenuti. Voi vedete qua dei pezzi della rete all'interno di questa scena del crimine. Come diceva giustamente Guido, noi sappiamo già chi è il colpevole. I colpevoli sono i senatori che in questo momento al Senato, mentre noi siamo qua in questo flash mob, stanno approvando questa legge che ucciderà la rete.